Questa mattina al Palazzo della Regione in Sala Pasolini è stato presentato il progetto di ricerca triennale dedicato alle minoranze linguistiche con la vincitrice del dottorato che ci ha raccontato ai nostri microfoni come si svilupperà il suo lavoro nel corso di questo triennio. Il servizio. È un evento estremamente importante che coinvolge tra l'altro due paesi, la Svizzera e l'Italia, vede indagate e analizzate due minoranze linguistiche estremamente importanti. Queste comparazioni troveranno delle analisi sicuramente a beneficio di tutti, ma non solo delle nostre comunità, ma soprattutto di tutto l'intero arco europeo che guarda questo progetto con grande interesse, per cui sarà un progetto triennale. Un progetto triennale che si articolerà fino all'anno accademico 2026-2027. È stata annunciata oggi presso la Sala Pasolini del Palazzo della Regione a Udine la vincitrice della borsa di studio dedicata al friulano e alle sue lingue sorelle. A vincere il dottorato di ricerca in linguistica promosso dalla Libera Università di Bolzano in collaborazione con l'Arlef è stata Sophie Mangucci, analisi comparata delle misure di tutela della lingua romancia, grigionese, latina, bressino, tirolese e friulana. Questo il titolo della borsa. Allora, adesso nel primo anno, quindi nel 2025, intendo un po' approfondire la letteratura proprio in modo esaustivo, vedere quali siano i titoli che sono stati pubblicati proprio sul tema o sulle politiche linguistiche, proprio approfondire ogni singola area, e nel primo anno vorrei anche già raccogliere un po' tutte le norme di tutela della lingua vigenti, e nel secondo anno è poi previsto il soggiorno di ricerca in tutte e tre le aree proprio per conoscere di persona il territorio, le istituzioni e le comunità linguistiche stesse, e il terzo anno è dedicato alla redazione della tesi. Un progetto quindi ambizioso che punta a tutelare e salvaguardare le minoranze linguistiche. Allora, in Europa abbiamo 350 lingue minoritarie, di cui il 60% non stanno tanto bene. Diciamo che soffrono di mancanza di parlanti, soffrono di politiche linguistiche efficaci, e quindi questi progetti sono estremamente importanti proprio per aiutare non solo noi ma anche gli altri. Altri che possono essere appunto come i nostri amici ladini, i nostri amici grigionesi, che hanno popolazioni limitate da un punto di vista numerico, sicuramente molto forti per la loro identità. Noi invece abbiamo popolazioni di ampi numeri, per cui il friulano è parlato da quasi 500.000 persone, ma abbiamo la necessità di portarlo all'attenzione anche della pubblica amministrazione e di vari settori che possono essere anche quello lavorativo, quello scolastico. Stiamo già facendo diverse attività.